Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Ha lasciato il porto di Catania la nave Humanity One. La sua destinazione sarebbe un porto della Spagna, da dove, come annunciato dalla stessa ONG, ripartirà per riprendere le operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, lascerà domani il porto. Dopo i necessari rifornimenti e cambio di equipaggio, tornerà anch'essa in mare. I migranti sbarcati ieri dalle due navi sono stati trasferiti al Palaspedini, il palazzetto dello sport di zona Cibali, che è stato trasformato in un centro di prima accoglienza. E proprio sul tema migranti, il Premier Giorgia Meloni, nel corso dell'Assemblea dei gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia, ha replicato alle accuse del governo francese, che sostiene che l'Italia stia violando gli accordi europei. Il governo italiano, ha detto la Meloni, sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi di ONG di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo. A bordo di queste navi, ha aggiunto, non ci sono naufraghi ma migranti. Passiamo adesso ad una statistica che rivela come le donne abbiano maggiori difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Lo confermano i dati dei NEET siciliani, rilevando che la percentuale di donne tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non seguono percorsi di formazione e non lavorano in Sicilia è pari al 52,5%, mentre i maschi, sempre sull'isola, corrispondono al 47,5%. Percentuale alta rispetto alla media nazionale, che è del 44%, con punte del 61,1% per la provincia di Caltanissetta e del 61,7% in quella di Palermo. Chiudiamo con la cronaca. La polizia di Messina ha arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A tradire il giovane il forte odore di marijuana proveniente da uno dei box di uno stabile in via San Iachiddu. Risaliti all'identità del proprietario della cantina, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione trovando e sequestrando più di 600 grammi di sostanza stupefacente. Dopo l'arresto in flagranza di reato, l'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.